Ecco, siamo con l'assessore regionale all'ambiente, è un tema di grande attualità. Assessore, intanto ho apprezzato il modo di lavorare nuovo del Consiglio regionale con il Presidente Stefani, è molto più collegiale e collaborativo. Mi è piaciuto molto stamattina, ho seguito tutto. C'è un problema fondamentale che è quello delle alluvioni, lei chi meglio di lei lo sa come sindaco, ex sindaco appunto, che è stata alluvionata nel 2010. Abbiamo il problema di Versa in Friuli Venezia Giulia, abbiamo il problema della collaborazione con il Veneto, i fiumi di confine, il Meschio, il Livenza, il Tagliamento, che sono oggetto di continue alluvioni, e anche lei nei suoi colli Ugani e nella sua provincia di Padova. In tutto il Veneto c'è il problema delle alluvioni. Servono più manutenzione dei fiumi, serve lo sghiaiamento, servono tante opere. Sì, servono anche tanti soldi in realtà, perché per riuscire a fare tutti gli interventi che sono necessari per mettere in sicurezza il nostro Veneto, ci vogliono tante risorse. Detto questo, però appena insediata la prima cosa che faccio e che sto facendo è quella di capire esattamente lo stato dell'arte, perché prima di mettere mano bisogna anche capire dove sono i problemi, dove è necessario intervenire in via prioritaria, quante risorse sono necessarie. Vengo da anni di esperienza, perché comunque l'esperienza di sindaco, di consigliere provinciali, 5 anni comunque come consigliere regionale, mi hanno dato e mi danno quel bagaglio di esperienza che oggi mi permette quindi di affrontare questo nuovo impegno dell'assessorato con il piglio di chi vuole comunque fare. È evidente che è necessario un grande impegno proprio per riuscire a dare delle risposte, perché il Veneto è una grande regione con grande potenzialità, con dei primati, ma ci sono anche delle fragilità, e soprattutto ecco, nel contesto ambientale mi interessa in modo particolare anche fare una verifica e capire bene lo stato dei nostri corsi d'acqua. Lo sghiaiamento dei fiumi e l'abbassamento anche dell'alveo risolverebbe molti problemi, ma più sghiaiamenti, quindi dà la possibilità di prelevare e risolvere anche un problema in maniera gratuita. Anche là si pone un problema di risorse, perché non si tratta semplicemente di dragare i corsi d'acqua, ma si tratta anche di recuperare materiale che dopo deve essere analizzato, che deve essere caratterizzato, perché poi dobbiamo anche fronteggiare la questione dell'inquinamento, cioè del fatto di capire esattamente il nostro stato dei fiumi, come sono le terre, se sono inquinate, se non sono inquinate. Quindi non è così semplice dire draghiamo, togliamo e tutto si risolve, perché c'è anche quindi la componente relativa allo stato effettivo delle nostre terre e capire esattamente poi come possono essere smaltite. Questo è un lavoro che deve essere assolutamente fatto, e me lo prendo appunto anche come impegno, proprio perché mi interessa molto, ribadisco, tutta la parte relativa allo stato dei nostri fiumi. Anche perché bisogna pensare alla popolazione e alle alluvioni, assessore, questo è molto importante. Analizzare sì, va bene, ma pensare anche alla sicurezza. Senza ombra di dubbio, e noi veniamo dal 2010, dove appunto c'è stata questa grande alluvione che ha interessato tutto il Veneto. All'epoca sono stati stanziati 2 miliardi di euro dall'allora governo, ricordo che c'era Berlusconi all'epoca, e quelle risorse oggi trovano una concretezza, quindi una messa a terra, attraverso la realizzazione di bacini di laminazione e di tutti quegli interventi che si stanno facendo sul territorio. Sono sufficienti? No, ma sicuramente rispetto al passato il Veneto può contare su una serie di interventi infrastrutturali importanti. Dopo, quello che deve essere garantito è la manutenzione ordinaria, ed è lì che noi dobbiamo cercare di recuperare risorse, cioè la famosa spesa corrente, dove sono necessarie soldi per poterla garantire, ed è qui che l'impegno deve essere maggiore. Prima che l'assessore Bottacin ha guardato il mio post su Facebook e anche la storia, e quindi è molto interessato di vedere come continuerà lei l'opera che ha fatto anche Bottacin. Cosa deve dirgli al riguardo? Che l'assessore Bottacin è stato un bravissimo assessore,
Io l'ho visto nei miei 5 anni appunto di consigliere regionale come ha lavorato, e devo dire è stata una persona preparata, presente, che ha dato delle risposte, e io cercherò appunto di continuare facendo tesoro anche della sua esperienza, di quanto da lui è stato fatto, perché appunto ritengo che abbia lavorato bene per il Veneto, e io vorrei cercare comunque di riuscire altrettanto, naturalmente impegnandomi molto, studiando e cercando di essere sul territorio.